Buonasera a tutti, mi chiamo Cristina Mamusa, sono una guida enogastronomica e collaboro con l'associazione Atobius nell'organizzazione del Festival FAI Culture 2024, un festival che si svolgerà a Dolianova tra il 15 e il 19 ottobre con il patrocinio del Comune di Dolianova e della Regione Sardegna. Oggi vi parlerò di un'altra delle ricchezze enogastronomiche della nostra regione e nello specifico dell'olio extravergine che potrete appunto assaggiare e conoscere meglio durante il nostro festival. Per potervi raccontare al meglio questa eccellenza mi avvarrò di alcune slide che facciamo partire. Bene, cominciamo quindi il nostro breve racconto relativo all'olio extravergine d'oliva in Sardegna. Allora, in Sardegna si rintracciano antichissime origini della coltivazione della pianta dell'olivo e nella regione del Parteolla, in cui appunto si trova il comune di Dolianova, dove si svolgerà il nostro festival, la tradizione è ancora più lunga. Anzi, si pensa che il nome di Parteolla, appunto della subregione, derivi dal latino parte dell'olio, tradotto parte dell'olio. Questo a testimonianza della vocazione dell'area per la coltivazione di questa pianta e della produzione appunto del prodotto che da essa deriva. Allora, in Sardegna l'ulivo è presente in quasi l'intero territorio, anche se ci sono delle zone che sono più vocate rispetto ad altre. Ma soprattutto, a seconda del territorio, troveremo cultivar simili oppure diverse. Cosa significa cultivar? Cultivar non è altro che la tipologia della pianta dell'ulivo, così come per le viti si parla di vitigno, invece per l'olio, per le piante d'ulivo si parla appunto di cultivar. Allora, la nostra regione produce da lunghissimo tempo olio extravergine d'oliva, però soltanto dal 2007 abbiamo ricevuto il prestigioso riconoscimento della DOP, cioè della denominazione d'origine protetta. E questo perché? Perché per tanto tempo si sono prolungate delle pratiche non eccellenti, a partire dalla modalità di raccolta delle olive, della loro conservazione prima della molitura e poi anche del processo produttivo. Oggi questi ostacoli sono stati sicuramente superati ed è per questo che anche in Sardegna possiamo appunto essere orgogliosi di avere una DOP che è relativa all'olio extravergine d'oliva. Come riconoscerlo per quanto riguarda il confezionamento? Ricordiamoci che deve essere sempre presente il marchietto rosso e giallo, appunto testimone della denominazione d'origine protetta e concessa dalla Comunità Europea a partire dal 2007, che è normalmente affiancato invece dal brand, dal marchio che deriva dal consorzio di tutela, che è una oliva stilizzata con una testa di asinello, molto originale e simpatico. Quindi quando sono presenti entrambi i bollini siamo sicuri di essere in presenza di un prodotto DOP. Allora, ma andiamo a vedere come avviene la produzione appunto dell'olio extravergine. Innanzitutto partiamo dagli alberi. Gli alberi diverse fogge, diverse misure, diverse forme, perché ovviamente dipende tantissimo dalla cultivar, ma la forma che assume l'albero può dipendere anche dalla potatura, ovvero dalla forma che viene data ai rami per mano umana. E perché si interviene su questo fronte? Si interviene per favorire la corretta maturazione del frutto, in modo tale da far penetrare il più possibile la luce del sole
sole all'interno delle fronde, e quindi per portare a maturazione nello stesso tempo possibilmente, ma anche e soprattutto allo stesso livello, tutti i frutti. Nella zona del Parteolla, come in tantissime altre zone della Sardegna, abbiamo anche degli ulivi centenari, quindi degli alberi affascinanti che hanno una lunga storia alle loro spalle e che potremo anche visitare durante il nostro festival. Allora, passiamo al frutto, quindi alle olive. Allora, quindi abbiamo parlato prima di cultivar, per cui avremo anche dei frutti diversi provenienti da ulivi diversi, che arriveranno a maturazione in tempi diversi dell'anno. Quindi di solito si inizia nel mese di ottobre e in alcuni casi si può arrivare alla raccolta anche nel mese di febbraio, appunto a seconda della tipologia. Quello che è importante sapere è che per ottenere un olio extravergine di qualità, le olive non vanno raccolte quando il loro colore è praticamente scuro, quasi nero, quando sono sovramature, ma vanno raccolte molto prima. Esattamente, vanno raccolte quando comincia a esserci una piccola variazione del loro colore, quando cominciano ad apparire tutto attorno dei piccoli puntini marroni che ci avvisano appunto che è iniziato il processo che viene detto di invaiatura, quindi di cambio del colore. Quello è il momento appunto della raccolta del frutto. Come viene raccolto? Il frutto può essere raccolto con diverse modalità, sicuramente manualmente in primis, ma ci si può anche aiutare con delle macchine. Nel caso di poche piante si può ricorrere all'utilizzo dello scuotitore elettrico, che non è altro che un braccio che vibra, e la sua vibrazione accostata alle olive le fa cadere. L'importante è che queste poi vengano raccolte in delle specifiche reti. Quando si hanno delle estensioni importanti, allora si ricorre alla raccolta meccanica, quindi ci sono diverse tipologie di macchine che aiutano appunto in questo processo che è abbastanza lungo e abbastanza faticoso. Quindi ci sono anche delle macchine ombrello che in un qualche modo abbracciano l'albero, sotto il quale sono state messe delle reti per la raccolta delle olive, e appunto la sua vibrazione scuote in maniera, diciamo così, abbastanza modesta l'albero e fa cadere appunto le olive mature. Quindi comunque è un lungo lavoro che richiede anche parecchia attenzione. Una volta che le olive sono state raccolte, è bene che queste vengano stoccate in piccole cassette, al massimo da 20 kg, con dei fori per consentire la reazione, e poi il consiglio è di portarle entro 4 ore al frantoio più vicino, in modo tale che non inizino processi di fermentazione e che si preservino tutte le qualità organolettiche delle olive. Prima magari l'errore era quello di accumulare tante olive in dei sacchi e poi trasportarle insomma uno sopra l'altro. Questo faceva sì che le olive in un qualche modo si danneggiassero, si schiacciassero, e quindi alla fine il prodotto finale non era sicuramente ottimale. Una volta che le olive arrivano in frantoio, se sono di origine biologica, da coltivazione biologica, verranno separate appunto dalle restanti, e anche se sono olive destinate alla produzione di un olio DOP, verranno separate. Per prima cosa le olive verranno pulite da tutti i residui della campagna, quindi eventuali rametti, foglie, sassolini, che ovviamente non devono entrare a far parte del processo produttivo. Dopodiché le olive verranno lavate e si comincerà il processo di produzione. Il processo di produzione oggi utilizza delle macchine moderne, la spremitura avviene sempre a freddo,
e si utilizzano solitamente dei sistemi chiamati continui, vale a dire senza l'utilizzo dell'acqua e soprattutto senza che l'ossigeno entri, come dire, a far parte della produzione, proprio per evitare delle ossidazioni. All'interno dei moderni frantoi, quindi non parliamo più di pietre o insomma di altri sistemi, ci sono come delle lame che ruotano e quindi non fanno altro che sminuzzare finemente le olive sino al nocciolo, ma anche il nocciolo che noi conosciamo normalmente viene in un qualche modo privato anche di un'altra parte che a noi sembra durissima, invece queste lame riescono appunto a lavorarlo. Quindi alla fine si ottiene quella che possiamo chiamare simpaticamente quasi una crema di olive e questo processo si chiama grammolatura. E durante il movimento diciamo che queste lame, oltre a sminuzzare le olive, in un qualche modo favoriscono poi la separazione dell'olio contenuto nelle olive da quello dagli scarti insomma restanti, da cui si possono estrarre poi altri tipi di olio. E poi altro scarto ovviamente la parte più dura del seme, che spesso viene utilizzata per diventare diciamo così, l'alimentatore anche delle stufe, non diciamo a pellet, ma comunque delle moderne stufe, e diventano un combustibile. Quindi una volta che dalla nostra crema, tramite un processo di centrifuga, otteniamo l'olio extravergine d'oliva, abbiamo raggiunto il nostro risultato. L'olio verrà sottoposto immediatamente anche a delle analisi chimiche per verificare quelli che sono i suoi parametri organolettici. Tra i parametri che andiamo a verificare, molto importante sicuramente il livello di acidità, perché gli oli vengono classificati in base anche al contenuto di acidità. L'olio poi deve essere conservato possibilmente in dei contenitori d'acciaio che quindi lo proteggono dalla luce a una temperatura costante, a una sempre umidità controllata, proprio per preservare tutte le sue caratteristiche più a lungo possibile. Poi per quanto riguarda la bottiglia, cercate di scegliere sempre degli oli contenuti in delle bottiglie scure, perché queste proteggono appunto l'olio dai raggi solari, che sono dei nemici che possono alterarne appunto le caratteristiche organolettiche. Quindi abbiamo detto che è molto importante il contenuto degli acidi nell'olio extravergine, perché per poter essere classificato olio extravergine d'oliva DOP, il livello di acidità non deve superare lo 0,5%, mentre in un normale olio extravergine d'oliva non supera lo 0,8%. Quindi questi sono, diciamo così, dei parametri legati al disciplinare, al riconoscimento appunto della DOP o meno, e poi via via che abbiamo dei sottoprodotti o comunque degli oli meno nobili rispetto all'olio extravergine d'oliva, la quantità di acidità accettata è nettamente superiore, si può arrivare al 2% ed oltre. Quindi questi sono i riconoscimenti che potete andare a cercare sulle vostre confezioni d'olio extravergine d'oliva, che in un qualche modo certificano appunto la qualità e che è stato seguito un disciplinare, che sono stati utilizzati delle determinate tipologie di olive, ad esempio per l'olio extravergine d'oliva DOP Sardegna, per l'80% deve essere costituito da olive che derivano da 4 cultivar, vale a dire dalla Bosana, dalla Tonda di Cagliari, dalla Semidana e dalla Nera di Villacidro e i suoi sinonimi. Il restante 20% può essere costituito da altre tipologie di olive coltivate nel territorio che però non devono modificare le sue caratteristiche date appunto dalla cultivar principale. Quindi oltre al marchietto DOP potrete trovare anche il marchietto IGP, questo non è il caso dell'olio appunto prodotto in Sardegna, oppure anche il marchietto che testimonia che le olive derivano da una coltivazione di tipo biologico.
Per quanto riguarda poi la classificazione degli oli dal punto di vista sensoriale, si parla solitamente di fruttato, no? Di questo descrittore, che in un qualche modo ci fa capire qual è il rapporto tra il gusto fruttato, amaro e piccante che si prova sia in bocca che nella gola e che è determinato dalla presenza di polifenoli. Quindi si può passare da un olio dolce leggero a un fruttato medio per poi arrivare a degli oli che sono invece sicuramente molto più intensi. E ovviamente anche a seconda dell'intensità io abbinerò i miei oli extravergini ai piatti sulla base appunto sempre della intensità e della complessità gusto olfattiva, perché gli oli extravergini possono essere abbinati ai piatti così come i vini. L'obiettivo non è quello di coprire o di far esaltare l'uno o l'altro, ma che si crei un ottimo matrimonio tra i due elementi. Bene, speriamo che insomma l'argomento sia stato interessante, che abbiate avuto la possibilità di conoscere qualcosa in più riguardo appunto a questo prodotto. E ripeto, se avete voglia di assaggiare degli oli extravergini del territorio della Sardegna, lo potrete fare durante il nostro festival, che vi ricordo che si svolgerà a Dorianova dal 15 al 19 ottobre 2024 e sarà patrocinato dal Comune di Dorianova e dalla Regione Sardegna. Io vi auguro una buona serata e vi aspetto per i prossimi video.